Torno ancora una volta a interrogare la Giunta su questioni che riguardano il mercato del lavoro in questa regione. In particolare, insieme al collega Andrea Zanoni, riportiamo all'attenzione dell'assessore Donazzan, dell'assessore Calzavara, un fenomeno che le organizzazioni sindacali hanno pubblicamente denunciato nelle settimane scorse, che sembra si stia verificando nella provincia di Treviso in particolare, rispetto al quale alcuni lavoratori del comparto turismo e ristorazione vengono assunti con contratto a tempo determinato, all'interno del quale contratto si prevede l'obbligo di pagare una penale nel caso in cui il lavoratore receda volontariamente il contratto prima della scadenza. Ora, ci è ovviamente chiara la difficoltà che, soprattutto nella fase post-pandemia, i datori di lavoro spesso hanno nel trovare addetti, ma è ovvio che questa non può essere una giustificazione accettabile per una clausola che non esitiamo a definire capestro, che ovviamente non è contemplata dalla disciplina nazionale, che è stata peraltro esplicitamente condannata e disconosciuta anche dalle associazioni di categoria del comparto, ma che in particolar modo ci preoccupa perché rischia di alterare profondamente gli equilibri tra il datore di lavoro e i diritti dei lavoratori. L'applicazione di una clausola di questo tipo, che spesso è anche economicamente molto rilevante per i lavoratori, rischia davvero di minare alle fondamenta il rapporto di equilibrio tra diritti e doveri dei lavoratori e di rendere il lavoro in questa regione, in un comparto già provato dalla pandemia, ancora più fragile. Chiediamo dunque alla Giunta, consapevoli dei limiti della possibilità che la Regione ha di intervenire in questa materia, cosa intenda fare per monitorare la situazione che abbiamo appena descritto e per contribuire a tutelare i lavoratori in generale e i lavoratori del commercio in questa fase così complicata per l'economia della nostra Regione e il lavoro della nostra Regione. Grazie. Grazie collega. Risponde per l'assessore Donazzan ancora il collega Calzavara. Prego. A seguito del calo del PIL registrato nel 2020, dovuto ai blocchi delle attività imposte dalla pandemia di Covid-19, che ha raggiunto, secondo fonti giornalistiche di settore, un meno 8,9% nel 2021, meno 9,7% per il Veneto, si è registrato un rimbalzo del 6,5% e in Veneto quasi del 7%, che conseguentemente ha comportato nuove assunzioni soprattutto per determinate figure professionali specializzate spesso difficilmente reperibili. In base a recenti studi pubblicati dal sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e ANPAL, tra i settori che hanno effettuato il maggior numero di assunzioni si colloca tra i primi quello dei servizi di alloggio, ristorazione e turismo, nonostante le perduranti difficoltà della pandemia. Tale situazione ha comportato che alcuni imprenditori del settore della ristorazione, per far fronte alle difficoltà di reperire manodopera, abbiano inserito nei contratti di assunzione a tempo determinato una clausola che prevede una penale pecuniaria e in alcuni casi anche la previsione di un risarcimento dei danni subiti in caso di dimissioni anticipate da parte del lavoratore. Tali clausole, a parere delle organizzazioni sindacali, rendono sbilanciato il contratto di assunzione, nel quale si vedrebbe limitata l'autonomia negoziale del lavoratore, parte debole del rapporto contrattuale. La negoziazione contrattuale, in quanto tale, ricade comunque nell'autonomia decisionale dei singoli contraenti, che possono ricorrere alla normativa vigente, dettata anche dai singoli contratti collettivi, per tutelare la propria libertà e autonomia nelle sedi stragiudiziali e giudiziali ritenute più opportune. Per far fronte alla carenza di personale specializzato emersa in questi ultimi mesi e verosimilmente all'origine degli episodi sopra riportati, la Regione del Veneto sta, tra le altre misure di politica attiva, predisponendo un piano GOL, garanzie per l'occupabilità dei lavoratori, che prevede percorsi di reinserimento lavorativo attraverso azioni di aggiornamento, upskilling o riqualificazione, reskilling, inclusione per le fasce più deboli o iniziative di ricollocazione collettiva in seguito a crisi aziendali. Da quest'anno fino al 2025 verranno coinvolti circa 38.000 utenti all'anno in percorsi di reinserimento occupazionale al fine di riorientarli verso sbocchi lavorativi per i quali c'è più domanda. Grazie collega Camani, prego per la replica. Guardi, Assessore, non siamo affatto soddisfatti della risposta. Uno, come avevo già detto in premessa, la necessità
dei datori di lavoro di avere più dipendenti di quelli pre-crisi non può essere una giustificazione che noi proviamo neppure a portare rispetto a un fenomeno così gravoso. Il fatto è che noi stiamo assistendo a un cambiamento del paradigma, che è stato del paradigma economico, produttivo, sociale, che è stato travolto dalla pandemia e che oggi si sta riassestando. Chi governa dovrebbe avere la responsabilità di governare il cambiamento in atto ed evitare che il costo di questo cambiamento ricada sulle spalle di chi è più fragile e di chi ha meno tutele. Ora, il fatto che sembra che vengano applicate queste cosiddette clausole capestro, cioè un lavoratore già viene assunto a tempo determinato, quindi presta manodopera in maniera precaria, in più non è neppure libero di ricollocarsi sul mercato perché il datore di lavoro lo obbliga a pagare una penale. Lei capisce bene, Assessore, che non è un fenomeno, diciamo, contingente in questo contesto. Rischia di essere un fenomeno che mina alle fondamenta il concetto della tutela del lavoro dipendente, che presta un servizio ma che non è un servo a disposizione del datore di lavoro. Anche la questione della ricollocazione del progetto GOL, iniziative bellissime, peraltro finanziate dall'Europa e dallo Stato, ma qua non siamo di fronte a una necessità di ricollocare persone, anzi siamo di fronte a un eccesso di offerta di lavoro. Qui il punto è mettersi a disposizione della difesa e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di un comparto, quello del turismo e della ristorazione, che negli ultimi 2 anni ha già visto scaricare proprio su quei lavoratori il costo pesantissimo della pandemia, la maggior parte dei quali peraltro sono donne. Io so perfettamente che i contratti di lavoro sono di competenza, diciamo, delle parti, ma siccome sono convinta che la bilateralità possa essere uno strumento utile per costruire le condizioni per uno sviluppo migliore anche del mercato del lavoro, io penso che la Regione dovrebbe attivare immediatamente un monitoraggio della situazione descritta, contribuire alla tutela dei lavoratori, costruire le condizioni per cui anche i soggetti che oggi sono disponibili a lavorare possano farlo nel pieno rispetto dei loro diritti.